dare rispetto di democrazia, ma devo fare una dichiarazione di carattere politico. Questa è una mancanza di rispetto anche. Questa è una mancanza di rispetto che, ma è giusto che sia così, perché da così tanta pochezza che esce ogni volta da quest'aula consigliare, non potevamo che aspettarci un atteggiamento del genere. E dirò di più. Mi rendo conto che le interrogazioni che vengono presentate sono presentate a discredito di quello che fa questa amministrazione comunale per la gente di Policoro. E mi rendo anche conto che quando devo sentire dalle aule se non danno la presenza, no, se no Presidente deve decidere se deve fare il Presidente o fare la presenza. Senza noi dobbiamo procedere sistema dentro deve dare la presenza. Il consigliere Spano all'interno dell'aula è presente o assente? Il consigliere Spano è assente o presente? Regolamento e statuto del Presidente. Regolamento! Il consigliere Spano è presente o assente? Mi dovete segretario, Oh, benissimo. Da quando che i fatti si sono allontanati da quest'aula. Consigliere Lauria, lei è intervenuta quando io avevo chiesto al segretario di procedere alla verifica del numero legale. Sto facendo quello che è il mio dovere. Sto facendo notare alla popolazione di Policoro quanta pochezza ha questa amministrazione comunale che vuole a tutti i costi continuare ad amministrare non avendo personalità per poter affrontare le disposizioni. Mi rendo conto che politicamente ogni volta gli diamo degli smacchi che non sono capaci di fronteggiare né con argomenti culturali né con argomenti giuridici. Mi rendo altresì conto che le interrogazioni che vengono poste sono rese tali soltanto dagli assessori che hanno la benevolenza di rispondere in maniera puntuale e precisa alle dichiarazioni che vengono fatte. Mi rendo altresì conto che quando il consigliere voglio sapere inoltre se consiglieri come il sospendi la seduta, Presidente. Perché non stai zitti? Da quando siete vergognosi? Siete vergognosi! Io dico la scelta dei vergognosi! Siete vergognosi! Garantite il numero legale sugli interessi privati! Vergognatevi! Siete vergognosi! Siete vergognosi lo stesso! Siete vergognosi! Dovete vergognare di rappresentare 18.000 persone! Vergognatevi! E al consigliere Spano sulla carta idrocarburi mi chiedo e spero di non trovare la sua domanda, perché se ha fatto domanda alla Regione Basilicata per avere la carta idrocarburi, lui e la sua famiglia farà una pessima figura. La figura l'avete già fatta, la comunità di Policoro deve sapere che quello che sta Presidente, ho diritto e non hanno il coraggio di rispondere a vi dovete vergognare perché non siete in grado di affrontare l'opposizione. Io mi auguro che sia E continuate a risparmiare. Gli assessori sono stati al volere di 4 persone che hanno inteso prendere in giro una comunità intera. Perché prima mi dice di accertare il numero. Lei mi dovete fare accertare il numero legale. No, voglio prima che si legga lo statuto. Si legge lo statuto fino a. Se non c'è il numero legale. No, io voglio sapere se c'è il statuto legale per l'interrogazione. Caro segretario. E che ho diritto. Vergognatevi, no, vergognatevi! Non conoscete neanche le basi! Assessore Bagna, una mancanza di rispetto anche dei tuoi che rimane qui e questo è l'atteggiamento costante e quotidiano. Prendete la cosa dello statuto, ma che ne devo fare? Diciamo lo statuto! Leggiamo lo statuto. Vorrà dire che mi
stiamo ringraziando pubblicamente coloro che ci stanno dando rispetto. Dato che sono stata interpretata, innanzitutto siamo fuori, insomma, quindi sto parlando così. Innanzitutto credo che sia doveroso esprimere le proprie idee, anche io capisco la rabbia e quant'altro, però in un modo comunque civile, almeno quantomeno per dare La mia civiltà è condizionata. un attimo, sono capace di gridare anch'io! Grida, fatti sentire! Fatti sentire! Che fino ad oggi sembri una mummia, fatti sentire! Non sono una mummia suonata, ci sono gli atti e non cadrò nelle provocazioni, Oh, ovviamente. benissimo! Finalmente un assessore intelligente! Dichiaro sciolta la seduta. Aspetta, scusa. Prendi il regolamento! Presidente, non scappare, non fare il valido! Che hai lottato per quella poltrona! Hai lottato per quella poltrona! Presidente, voglio Ora rivalità! solo farlo Non può anche parlare, questo! Non può anche parlare! Io credo che c'è il rispetto della civiltà. La civiltà deve essere dimostrata da noi, non da noi! Io il mio dovere lo faccio. Ci sono toni e toni. C'è l'educazione alla base. L'educazione la dovete garantire prima di tutto voi! Se tu hai ragione. Prima di tutto voi! Ma perché mi stai chiamando maleducata? Stai dicendo che sono maleducata? È un consiglio che Devi si leggere l'articolo, Presidente! Devi leggere l'articolo! Allora, Presidente, voglio solo far notare che all'articolo 45 del regolamento, comma 4, è previsto che, esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa al comma 3, il Presidente durante le sedute non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga richiesto almeno un consigliere. Siccome non l'ha chiesto nessuno adesso, lei non è tenuto a farlo, quindi lei, il consiglio è valido, per cui noi andremo a discutere le nostre indicazioni. Grazie. Comma 9 dello statuto. Grazie Presidente. Articolo 45, comma 3. Faccio intervenire la seduta per mettere sciolta. Quando la legge e lo statuto non dispongono di maggioranze qualificate, le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati per legge. Questo vale quale che sia l'argomento oggetto di seduta. Quindi l'articolo 44 Le interrogazioni, comprese le interrogazioni, questo è lo statuto. Si vada a leggere Leggere l'articolo 44. 45, comma 3. Per cortesia, lo vada a leggere. Lo vada a leggere. Lo può Chi non lo leggere? legge? Ha paura del confronto, Perché Presidente? nessuno ha richiesto. Lo può leggere, Lei non può fare la verifica del numero di Lo deve se non lo leggere! chiede un consigliere, lei non lo può fare spontaneamente. Lei non d'ufficio non può fare Deve essere chiesto da un nessuna verifica. L'articolo 45 del regolamento comunale lo prevede. Domani sarà fatta denuncia alla Procura della Repubblica. Lo comunichiamo verbalmente. Perché il Presidente si deve attenere al regolamento, non solo all'articolo 37, ma anche all'articolo 45. Se lo vado a leggere e studiare. Presidente, quando non possono gli interessi, poi non sono da scala, vado a schiare. Quindi, Presidente, l'ha letto? Segretario, avete letto l'articolo 45? Visto che lei lo conosce, ritiene che non è applicabile? Il Presidente mi ha chiesto la verifica del numero legale. Io faccio l'appello, se non fate fare l'appello non lo possiamo verificare. Ma chi l'ha chiesto il numero Il legale? Presidente! Non lo può chiedere lui, lo deve chiedere un consigliere. Il consigliere! Non lo può fare Il Presidente non è un consigliere, non ho capito. Il Presidente non è un consigliere, che viene dalla Luna. Ottavio,